Si alza il sipario su Vittorio Veneto Film Festival, sesta edizione del Festival del Cinema dedicato ai ragazzi e organizzato dall'Associazione 400 Colpi. Dal 14 al 18 aprile un ricchissimo programma che mette i più giovani al centro della scena, delegando la scelta del miglior film in gara a una giuria di circa 1500 ragazzi provenienti da tutta Italia e dall'estero e promuovendo una serie di iniziative per l'educazione al cinema di qualità. Sono 1500 ragazzi contro i 1300 che c'erano l'anno scorso, quindi siamo aumentati notevolmente, abbiamo dovuto anche aprire a nuovi spazi. Abbiamo le nostre collaborazioni importanti con Rai Cinema e quest'anno dedichiamo una giornata a Carlo Mazzacurati, un po' perché è giusto che sia così, un po' perché i ragazzi si devono avvicinare al cinema di qualità e il cinema di qualità è il Vittorio Veneto Film Festival. Un progetto che nasce con l'obiettivo di trasmettere l'amore per il film ai più giovani, mettendoli a contatto con personalità del settore, star, ospiti prestigiosi e riscoprendo la storia del cinema. A tal proposito, questa sesta edizione del festival sarà dedicata all'attore Ugo Tognazzi. Il Vittorio Veneto Film Festival quest'anno dedica tutto l'evento a Ugo Tognazzi. Ci è sembrato giusto dedicare a lui quest'anno il festival e al festival verrà Maria Sole Tognazzi, appunto, che presenterà il suo documentario proprio sul padre. Una 4 giorni di grande cinema a Vittorio Veneto che però vive di festival per tutto l'anno, grazie agli innumerevoli progetti multimediali che l'Associazione 400 Colpi porta avanti con le scuole, in collaborazione con Rai Cinema e con realtà del territorio che sostengono il progetto. Il Vittorio Veneto Film Festival nasce sì da una grande passione, sicuramente mia, ma da una grande passione verso quello che è la formazione dei ragazzi nell'ambito dell'attività visuale in tutti i sistemi. Questo è fondamentale, cioè la formazione di giovani che poi diventeranno grandi e che speriamo diventino almeno uno un grande regista o un grande sceneggiatore o un grande operatore di camera come questo signore che ho davanti.